Il vento furioso, la pioggia sferzante, le palle di ghiaccio. Stavolta l'ondata di maltempo che ha flagellato il Veneto non si è limitata ai soli danni materiali. Oltre un centinaio, 110 secondo il report diffuso dalla regione, sono stati infatti i feriti, seppur lievi, che nella serata di mercoledì hanno richiesto le cure per traumi determinati dalla grandine, da cadute e rotture di vetri. Una ventina di loro si è presentata autonomamente ai pronto soccorso della provincia di Venezia, riferisce il presidente della regione Luca Zaia, mentre il SUEM di Padova ha medicato 10 persone colpite da grandine, 2 contuse all'interno di auto investite da alberi, altrettante ferite da vetrate infrante. Nel Vicentino poi il SUEM ha assistito 3 passanti con lesioni superficiali causate dalla violenta grandinata nella zona di Bassano. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 21 luglio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la tempesta di grandine che l'altra sera si è abbattuta sulla nostra regione. Gran parte del territorio colpito dalla maxi grandinata e dal vento superiore anche ai 100 km/h fino ai 120 km/h. A Verona danneggiate anche le linee telefoniche in entrata del SUEM 118. Dopo aver spazzato Cadore e Grappa, la tempesta del maltempo poi si è accanita in pianura. In campo 200 uomini della protezione civile, blocchi di ghiaccio oltre i 10 cm di diametro. La notizia sui quotidiani del gruppo GEDI in un articolo di Filippo Tosatto. E accanto l'intervista al meteorologo Mercalli che dice: non c'è niente di nuovo, la Terra ci manda l'ultimo avviso. Il meteorologo ha parlato alla conferenza della provincia di Padova sui cambiamenti climatici. Si tratta di fenomeni estremi ormai frequenti, l'atmosfera si carica di energia e poi la dissipa. Siamo al bivio, è l'ora delle scelte, quello che si fa oggi determinerà il futuro del pianeta. Perfino il Gotha della finanza riconosce il rischio, l'economia viene dopo l'ambiente. Queste le parole del meteorologo Luca Mercalli, che è intervenuto in collegamento alla conferenza sul clima della provincia di Padova. Ma vediamo le notizie sul maltempo, su questa vera e propria tempesta che si è abbattuta sul Veneto l'altra sera. Le troviamo su tutti i quotidiani locali di oggi. Ne parla il Gazzettino: bombe di ghiaccio sul nord-est, la paura del maltempo. Dalle 18.40 alle 21.10 un fenomeno estremo di grandine ha causato danni su vasta area. Ci sono le foto di queste palle di grandine davvero enormi. Le dimensioni erano quelle di un pugno in molti casi. In 24 ore nell'area sono state registrate 52 grandinate nell'area regionale. Naturalmente i chicchi hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro. Il disastro ha colpito 4 province, in particolare ha bersagliato Treviso, Padova, Vicenza e Venezia. Chicchi come palline di tennis, pannelli solari di sti campi devastati. Particolarmente colpita la zona della Riviera del Brenta, già teatro della tromba d'aria dell'8 luglio 2015. Ancora 110 feriti del maltempo, la gente e i danni fra traumi da grandine, cadute e tagli per i vetri. A Milano contusioni per un uomo sdraiato sopra l'auto per salvarla. E poi ancora Padova vola dal tetto, è grave, per oggi previsti altri temporali. Qui siamo sempre sul Gazzettino, che dà anche i numeri dell'emergenza: 120 km/h raggiunti dalle raffiche di vento tra Codevigo e Campagna Lupia, 190 gli interventi dei vigili del fuoco, danni d'acqua, dissesti, alberi pericolanti, 62 i feriti rilevati nel Padovano, mentre il Veneziano ne ha registrati 28 e Belluno un altro. Passiamo sulle pagine del Corriere del Veneto: danni per milioni e oltre 100 feriti, ecco come ottenere i risarcimenti, la ricognizione dei comuni, poi l'iter tra regione e governo. Il ministro Musumeci nel frattempo ha chiamato il presidente della regione Luca Zaia. Sempre si parla del disastro della grandine, con le foto dei pannelli fotovoltaici danneggiati dalla fitta grandinata di mercoledì. Alcuni erano assicurati, altri no, decine di migliaia di euro di danni. In diversi casi sarà necessaria una completa sostituzione appunto degli impianti fotovoltaici. La furia del vento, poi, che soffiava impetuoso durante i minuti della tempesta, ha scoperchiato alcune case e divelto i tetti di diverse abitazioni. Scene di devastazione con gli enormi chicchi di grandine che hanno perforato e danneggiato le strutture.
e poi danni anche per i cappotti. Ad essere colpiti con particolare violenza sono stati appunto i cappotti delle abitazioni, letteralmente perforati dalla grandine e gravemente danneggiati in diversi punti. Per tutta la giornata di ieri è stata portata avanti la conta dei danni davvero ingenti in diverse province. Zai appunto ha firmato subito l'estensione dello stato di emergenza e nel frattempo i parlamentari veneti hanno chiesto al governo di dichiarare immediatamente lo stato di calamità. Sulle pagine del Corriere del Veneto un altro climatologo, Anfodillo, che dice: ogni anno si batte un record catastrofico, in Italia clima sempre più simile all'Africa, l'eccezionalità sta nella frequenza degli eventi. Tommaso Anfodillo è ecologo e studioso di cambiamenti climatici, professore all'Università di Padova. Questo per quanto riguarda il disastro provocato dal cambiamento climatico, dalla tempesta che l'altra sera si è abbattuta sul Veneto. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Parliamo di sanità. Direttori generali delle ULSS venete promossi con riserva. La criticità riguarda le liste d'attesa. Di cosa parliamo? Ebbene, dei voti assegnati dalla quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto, quella che si occupa di sanità, ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere venete, tutti promossi, sì, ma più di qualcuno è stato rimandato, e neanche a dirlo. Scrive Laura Berlinghieri sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: la materia nella quale i manager della sanità veneta sono più carenti è proprio il recupero delle liste d'attesa. Ieri la commissione presieduta da Sonia Brescaccin della Lega si è espressa valutando il lavoro fatto dai direttori generali nel 2022. Il voto della commissione sanità del Consiglio regionale peserà per il 20% sulla valutazione totale. Un ulteriore 20% sarà esito del voto della conferenza dei sindaci e il rimanente 60%, quindi il peso principale, sarà espressione della giunta regionale, che deve ancora votare. È già possibile tuttavia stilare un primo bilancio, seppur parziale, e quindi promozione piena per i direttori generali dell'ULSS 1 Dolomiti, dell'ULSS 5 di Rovigo, dell'ULSS 6 di Padova, dell'ULSS 8 di Vicenza, dello IOV e di Azienda Zero, tutti promossi con il 20 in pagella, il voto massimo. Fanno un passo indietro invece rispetto allo scorso anno Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, e Francesco Benazzi, a capo dell'ULSS 2 Trevigiana. Entrambi hanno conquistato 19 punti, infine mezzo punto in più per i veneziani e Edgardo Contato dell'ULSS 3 Serenissima e Mauro Filippi dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Il nodo riguarda le liste d'attesa. È così per l'ULSS 2 Trevigiana e per l'azienda ospedaliera di Padova, che proprio riguardo al recupero delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale si attestano sotto la media regionale in due indicatori. Le aziende 3 Serenissima, 4 del Veneto Orientale e 7 Pedemontana, anche loro sotto la media regionale per un unico indicatore. Nelle ULSS trevigiane e veneziane il piano dei ricoveri è stato rispettato per il 54 e per il 55%, ritardi anche nell'azienda ospedaliera di Padova. Quindi sempre sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi il questionario del Covesap sulla sanità pubblica e i suoi esiti. L'indagine ha coinvolto 1700 veneti, il 42% dice che serve una settimana per una visita dal medico di base. Tempi prescritti sulla ricetta non vengono rispettati nel 75% dei casi analizzati, dice il Covesap, il Comitato Veneto per la difesa della sanità pubblica. Solo il 35% si cura in strutture pubbliche e il 73% dichiara di aver pagato parte delle cure per ridurre l'attesa. Insomma, uno scenario davvero preoccupante per la tenuta della sanità pubblica anche in Veneto, anche nella nostra regione. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Burchini in spiaggia, il Veneto dice sì, ne avevamo parlato anche nella puntata di ieri di Sveglia Veneto. La sindaca di Monfalcone vuole proibire il burkini in spiaggia, ma i suoi colleghi del litorale non la seguono e dicono occorre tolleranza. La sindaca di Monfalcone in provincia di Gorizia rilancia la polemica, annuncia provvedimenti non meglio specificati per proibire il burkini in spiaggia, ma la sua posizione non fa proseliti in Veneto e non solo tra i suoi colleghi, anche gli operatori turistici dicono di no a qualsiasi divieto.
Sempre in spiaggia, ma parlando adesso di specie animali, c'è l'allarme per il granchio blu, l'alieno che divora vongole e cozze. Viene chiesto addirittura lo stato di calamità. La notizia sul Corriere del Veneto: colpite le lagune venete e romagnole, vertice tra le regioni. Non ha predatori il granchio blu, che ne ha soltanto uno ad essere precisi, è l'uomo, ma il mercato non consente particolari margini. L'assessore alla caccia e la pesca del Veneto, Cristiano Corazzari, parla di una situazione gravissima, chiede l'intervento di Roma, ma prima serve uno studio. Ieri Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna si sono incontrate per discutere delle azioni per fermare la proliferazione proprio del granchio blu che ha infestato le nostre coste, ma solo uno studio approfondito può delineare il perimetro della sua espansione. Chiesto l'intervento del Ministero dell'Agricoltura, che per le regioni dovrebbe dichiarare lo stato di calamità, così ci saranno fondi e ristori. C'è anche un rischio per il turismo, secondo le regioni sulle spiagge romagnole si vedono già e sono molto pericolosi questi esemplari di granchio blu, ma c'è un risvolto anche culinario: fritto bollito in zuppa, noi lo cuciniamo così, è più dolce e delicato della gran seola, parlano alcuni chef stellati che dicono di necessità si fa virtù. E allora chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda una polemica politica nata all'interno del Consiglio regionale. È il caso Orsini, che imperversa in regione. Si parla di Alessandro Orsini, il professore esperto di Ucraina, che era stato invitato a presentare il suo libro in consiglio regionale, poi l'evento è stato annullato o comunque rinviato. Leggiamo subito il commento del professore, che parla di cervelli implosi. Scrive: e meno male che gli impegni mi hanno impedito di accettare il graditissimo invito, figuriamoci se fossi andato a Venezia. Stesse sfiancanti polemiche del Giffoni, perdonate lo sfogo, ma a volte mi sembra di vivere in un paese con un numero imponente di cervelli implosi. Così Alessandro Orsini ha commentato sul proprio profilo Facebook la vicenda che l'ha visto protagonista a Venezia. Il Gazzettino riporta le sue dichiarazioni. Orsini, professore ordinario di sociologia, diventato famoso dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, era stato invitato a presentare a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il suo libro del 2022, Ucraina, critica della politica internazionale. La proposta era stata avanzata dal consigliere regionale Luciano Sandonà, esponente della Lega, ed era stata portata all'approvazione dell'ufficio di presidenza dal numero 1 dell'Assemblea legislativa, Roberto Ciambetti, anche lui leghista, pur con le riserve del segretario generale, il capo quindi della struttura amministrativa del Consiglio, in quanto aveva affermato l'iniziativa tocca temi di politica estera di competenza governativa rispetto ai quali il governo ha una chiara e netta posizione. La data era stata fissata per il 28 luglio, poi è saltata ufficialmente per impegni dell'autore, ufficiosamente perché si temeva che la vicenda sfociasse in una polemica. Ieri Orsini ha precisato di aver avuto altri impegni che gli hanno impedito di accettare l'invito, ma su Facebook si è sfogato: se soltanto gli autori conformisti possono presentare i loro libri senza subire continui attacchi, allora la società libera fornisce un incentivo al pensare come sempre dell'uomo comune, ma la mentalità scientifica è anticonformista per definizione. Che disastro culturale, tutta questa celebrazione della scienza durante il Covid per poi cadere nel mondo magico della superstizione il 24 febbraio 2022. Nessuno discute il mio libro, per carità, la guerra in Ucraina non ha cause, è scoppiata per magia. Polemiche poi politiche anche all'interno del Consiglio regionale. Il consigliere Luciano Sandonà del gruppo Zaia Presidente, che aveva proposto appunto l'iniziativa, dice: ma come si fa a censurare un libro che è in vendita in tutte le librerie? Non c'è neanche più libertà di parola. Di tutt'altro parere invece la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani: in questo paese, a differenza che in Russia, esiste la libertà di pensiero e di parola, quindi il professor Orsini può serenamente esprimere il suo punto di vista e gli esiti delle sue ricerche personali dove vuole, quando vuole. Credo però che alcune
teorie che sono in aperto contrasto con l'impianto politico del nostro paese e delle organizzazioni internazionali riconosciute, non sia opportuno che trovino agibilità e spazio nelle istituzioni pubbliche, qual è il Consiglio della Regione del Veneto. Penso che bene abbia fatto il segretario generale, organo di garanzia del Consiglio, a esprimere riserve sul punto, dimostrandosi presidio di correttezza per l'istituzione e garante della tenuta del nostro organo rispetto a spinte e pressioni che continuano a mettere quantomeno in imbarazzo la nostra regione. Queste le parole della capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vanessa Camani. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi un buon fine settimana.